L'attualità politica dalla viva voce di deputati e senatori. Va ora in onda La belva civile, mai arrendersi davanti alle cose che si possono cambiare. Il punto della settimana con Nicola Ottaviani. Perché la belva e perché soprattutto la belva civile? Perché ogni cittadino davanti alle ingiustizie, davanti alla politica intesa come vecchia maniera, davanti all'insicurezza, davanti alla richiesta di servizi dello Stato o davanti ad una tassazione iniqua, si sente davvero una belva. E allora la reazione quale dovrebbe essere? Quella di occupare le strade, le autostrade o le stazioni o incendiare le autovetture delle forze dell'ordine come vorrebbe fare una certa sinistra per paralizzare il paese, per portarlo magari nel caos? Assolutamente no. La reazione, quella composta, quella sana e soprattutto intelligente, ma anche ferma e qualificata, è quella di portare avanti le riforme nel nostro paese e nelle nostre istituzioni. Vediamo come. Sempre di più e la lira cede e precipita giù. Valutation. Cambiano i governi, niente cambia lassù. C'è un buco nello stato dove i soldi vanno giù. Valutation. Io amore mio non capisco perché cerco per le ferie un posto al mare non c'è. Valutation. Col salario di un mese compri solo un caffè. Gli stati sono greviti ma la grana dov'è? Svalutation. Svalutation. Ma siamo in crisi ma senza andare in là. L'America è qua. Automobile a destra da 30 anni si va, ora contro mano vanno in tanti, si sa che scontration, che scontration. Con la nuova banca dei sequestri che c'è, ditemi il valore della vita quant'è. Valutation. Io amore mio non capisco perché tu vuoi fare il gallo poi fai l'uovo con me sulle station. Nessuno che ci insegna a non uccidere c'è. Si vive più di armi che di pane perché assassination. Ma questa Italia qua, se lo vuole sa che ce la farà. E il sistema c'è, quando pensi a te, pensa. Anche nell'attuale settimana, quella che si sta per aprire oggi, gli argomenti di massima rilevanza e soprattutto gli argomenti che destano da una parte interesse e dall'altra anche preoccupazione rimangono essenzialmente due. Quindi da una parte quella che è la questione medio orientale che si sta trasformando naturalmente, più passano i giorni, più passano le settimane, in una questione globale, e la questione invece tutta italiana che riguarda le riforme. Ma andiamo per gradi. La vicenda che ha visto nel corso delle ultime giornate l'attacco sferrato con questa operazione militare importante da parte degli Stati Uniti e di Israele, quindi anche di Netanyahu, nei confronti dell'Iran, questa vicenda è chiaro che adesso sta provocando una serie
di reazioni non soltanto sul piano strettamente politico, ma anche e soprattutto sul piano economico. E di questo, infatti, più che di politica internazionale, noi vogliamo parlare quest'oggi, perché è chiaro che il perdurare dell'eventuale conflitto internazionale, e vediamo poi quello che potrà essere il ruolo dell'Italia e dell'Europa in questa vicenda, ha necessariamente dei riverberi sul piano dell'economia e in modo particolare sul piano di quelle che sono le cosiddette bollette energetiche, le bollette che il nostro paese, e per le imprese e per le famiglie, in qualche modo va a pagare, i vari gestori, che possono essere i gestori della rete gas, i gestori della rete elettrica, comunque coloro che in qualche modo hanno a che fare con l'energia. È notizia delle ultime ore che il petrolio ha già sfondato quota $100, quindi siamo su livelli che non si raggiungevano da parecchi mesi, possiamo dire anche da parecchi anni, tenuto conto anche delle curve ondivaghe, quello che vogliamo certamente, insomma, c'è in ordine all'economia di carattere generale per quanto riguarda le quotazioni, ma certo le curve che si stanno registrando in queste ore sono oscillazioni che sono destinate a durare nel tempo, più durerà proporzionalmente quello che è il conflitto medio orientale. Tutto ruota attorno in realtà a quello che è il controllo dello stretto di Hormuz, stretto di Hormuz che di fatto è nelle mani degli iraniani, è nelle mani comunque ancora di quello che è il governo, anzi la dittatura degli Ayatollah, ma secondo quelle che sono le indicazioni che provengono dal regime che ancora è insediato, perché dobbiamo dirlo con molta chiarezza, mentre stiamo parlando in queste ore non è stato abbattuto il regime, è venuto meno l'Ayatollah Khamenei, ma il figlio che sta portando avanti la successione al trono e comunque l'establishment che ruota attorno al vecchio Ayatollah comunque detiene ancora le redini del paese. Bene, riuscire a bloccare attraverso quelle che sono le varie alleanze che in Oriente riescono a tenere insieme lo stretto di Hormuz, paradossalmente significa bloccare anche quella che è l'economia che ruota attorno a quel distretto energetico, che è il più importante distretto energetico al mondo, e quindi condizionare indirettamente quelle che sono le economie del resto del mondo, soprattutto quelle che in qualche modo sono idrocarburi dipendenti, come la stessa nostra economia italiana. La scorsa settimana alla Camera, quando si è discusso del milleproroghe, alcuni rappresentanti della sinistra, quella possiamo definirla, si passi l'espressione, fondamentalista, esistente ancora all'interno del nostro Parlamento, quella sinistra ha ribadito come essere ancora oggi dipendenti dagli idrocarburi costituisca una sorta di cruccio che il governo deve avere. Beh, insomma, possiamo rispondere che al di là di portare avanti quello che è il paese dei fiori, per cui tutti vorremmo avere una dipendenza dalle fonti altamente rinnovabili come l'eolico o come anche il solare, a questo tipo di transizione ci si passerà, ma con gli anni, ma non stiamo parlando di pochi mesi, stiamo parlando di decenni, stiamo parlando di riconversioni di sistemi industriali, stiamo parlando comunque della necessità in questo paese di riaffrontare senza i pregiudizi che la sinistra ha portato avanti per troppi anni, soprattutto questa sinistra radicale, la questione relativa al nucleare. Ma possiamo continuare a parlare di paese in cui esiste il nucleare zero come l'Italia, mentre siamo circondati da Lione, passando per Ventimiglia, su tutto l'arco alpino, poi per arrivare in Germania e entrare all'interno di quella che è la cortina degli ex paesi dell'est, siamo circondati da decine di centrali atomiche che hanno reso possibile
di fatto per altri paesi aderenti all'UE, quindi come la Francia, la Germania stessa, per non parlare di paesi esterni rispetto alla comunità europea che questa indipendenza ce l'hanno da anni, quindi il Regno Unito, hanno fatto sì che quindi ci fossero differenti economie all'interno del nostro mondo continentale, e soprattutto perché essere di fatto costretti a dialogare con i paesi dell'Oriente, con i paesi del Nord Africa e anche con gli stessi Stati Uniti ed il Canada per le nostre riserve petrolifere, non è una scelta che è stata portata avanti da parte di questo governo, è una scelta che ha ereditato il governo di centrodestra, una scelta che purtroppo abbiamo dovuto subire con la riconversione soprattutto verso una parte di queste fonti rinnovabili. Si stanno facendo passi da gigante avanti, ma certo quella follia ha prodotto anche il disastro sull'automotive, il disastro all'interno di quella che è l'industria, possiamo definirla pesante ma non bellica, che per tanti anni è stata il fiore all'occhiello dello sviluppo economico del nostro paese. E non solo del nostro, anche della stessa Germania. Guarda caso, i due paesi che hanno più sofferto del rallentamento dell'automotive al netto della Francia, che era riuscita a stringere accordi importanti con aziende cinesi, con aziende asiatiche, bene, i due paesi che ne hanno risentito di più a livello economico sono stati proprio la Germania e l'Italia. Perché abbiamo dovuto allargare il raggio di questa vicenda che parte da Hormuz, ma in realtà va poi ad irradiarsi su tutto quello che è il sistema politico prima, ma anche e soprattutto economico occidentale. Perché, come si diceva una volta, il batter delle ali di farfalla in Estremo Oriente alcune volte riesce a provocare delle vere e proprie tempeste anche e soprattutto in Europa e negli stessi Stati Uniti. Ora, anche questo è un argomento che sarà affrontato dal governo questa settimana. La Meloni è stata invitata all'interno delle Camere a venire a riferire su quelli che saranno i prossimi vertici dell'Unione Europea, ma è venuta ad essere invitata soprattutto per chiarire quella che sarà la linea dell'Italia che immaginiamo senza volerla anticipare, ma leggendo tra le righe di quelle che sono le indicazioni concrete, indicazioni con i piedi per terra del nostro governo, è e rimarrà sempre una linea vicina agli Stati Uniti. Ora, un conto è dire siamo vicini agli Stati Uniti, un conto è dire condividiamo non solo quella che è l'alleanza atlantica, il patto atlantico, condividiamo la scelta sulla NATO, un conto è dire andiamo un po' cauti per quanto riguarda quello che può essere l'impegno del nostro paese anche sotto il punto di vista militare. È bene ricordarlo, noi ci troviamo davanti a quella che è una nazione, ossia l'Iran, che al di là di quelli che possono essere i principi del diritto internazionale, il diritto all'autodeterminazione, il diritto comunque a disarcionare quelli che sono i dittatori di una teocrazia che ha mietuto vittime e che ha mietuto soprattutto tanti danni sotto il punto di vista delle libertà civili e politiche, bene, un conto è dire facciamo il possibile perché lì ci sia l'introduzione della democrazia, un conto è dire no, ma ci mettiamo in lotta tout court, magari a 360 gradi, in guerra con un paese islamico che conta qualche cosa come 90 milioni di abitanti. Non solo ha 90 milioni di abitanti residenti lì in Iran, ma ce ne sono perlomeno 3 volte in giro per il mondo, con tutto quello che possiamo immaginare sotto il punto di vista delle cellule jihadiste, con tutto quello che possiamo immaginare sotto il punto di vista delle cellule dormienti che tanto hanno sconvolto il nostro pianeta dalle Torri Gemelle in poi, e sappiamo tutti di che cosa stiamo parlando. Quindi il ruolo del nostro governo, il ruolo della Premier, ma il ruolo della Lega in modo particolare attraverso quelle che sono le indicazioni che provengono dal vice premier
quindi da Matteo Salvini, è un ruolo di grande equilibrio, quindi rispettiamo quelli che sono i trattati internazionali, rispettiamo soprattutto quella che è una linea atlantista, ma possiamo dire cum grano salis, quindi dosando il sale come si dosa all'interno di quelle che sono le pietanze che poi devono essere consumate sulle tavole delle nostre famiglie, e così tutto quello che può riguardare innanzitutto la linea diplomatica, che rimane sempre assolutamente prioritaria ed essenziale per sedare i conflitti, soprattutto di carattere internazionale. E poi per quanto riguarda l'ausilio, l'appoggio di quelle che sono ad esempio le nostre basi di carattere militare, molto difficilmente l'Italia potrà sottrarsi a quello che è un meccanismo di cooperazione internazionale, ma cosa diversa è mandare in Iran quelli che possono essere i nostri responsabili di piccolo e di grande livello in ordine all'organizzazione militare, perché di questo non se n'è mai parlato, e soprattutto di questo riteniamo che il nostro governo di centrodestra debba eventualmente discuterne con quelli che sono i maggiori stakeholder dell'alleanza e del patto atlantico. È chiaro che quello che noi auspichiamo è soprattutto in ordine a quello che è il programma politico elettorale del centrodestra, è creare prosperità, creare ricchezza globale internazionale, passando anche e soprattutto per quelle che sono le riforme della democrazia che ci debbano essere non soltanto in Italia ma anche all'estero. In questo momento stiamo parlando di riforme di cui lo stesso Iran ha bisogno per ripristinare la legalità e soprattutto per ripristinare il rispetto dei diritti civili e politici. A proposito di riforme, passiamo adesso velocemente a quello che è il secondo argomento di oggi. È un argomento che rischia di essere un refrain, perché ne abbiamo già parlato nel corso delle ultime 2 puntate, ma è un argomento fondamentale, è un argomento essenziale anche per il nostro paese, perché parlare di riforme significa parlare di sviluppo, e lo sviluppo oggi, come mai in passato, passa attraverso quella che è una rivisitazione anche del ruolo di equilibrio che ci deve essere tra magistratura, potere politico, quindi legislativo, e potere esecutivo, quindi il governo. Ecco, lo ribadiamo per l'ennesima volta fino allo sfinimento più totale. Noi siamo convinti che il 99,99% dei magistrati del nostro paese siano persone qualificate per bene, grandi lavoratori. Tanti di loro hanno dovuto addirittura sacrificare la propria vita per il dovere, ma questo non significa che tutto vada bene e tutto sia immodificabile. Con il referendum e soprattutto con il sì al referendum si attua e si perfeziona quella che è una riforma voluta da quello che una volta veniva definito il nuovo codice di procedura penale. In realtà oggi di nuovo c'è ben poco, perché il codice è dell'88, è entrato in vigore nell'89, quindi difficile aggiungere l'aggettivo nuovo rispetto al codice di procedura penale, ma Giuliano Vassalli, di scuola socialista e quindi non certo di scuola di destra o di centrodestra, quando introdusse attraverso il governo, attraverso il Parlamento, il nuovo codice di procedura penale del 1988-89, intravide come step essenziale, fondamentale per dare attuazione al principio accusatorio e non al principio inquisitorio presente fino a quel momento, la necessità di arrivare in tempi brevi, e ci sono voluti oltre 30 anni, di arrivare in tempi brevi alla distinzione delle carriere tra magistratura requirente e magistratura giudicante, per evitare qualsiasi tipo di commistione, per evitare che quello 0,01% di magistrati che non riescono ancora oggi a comprendere come il magistrato
comunque debba essere sottoposto alla legge e quindi debba essere rispettoso di quelle che sono le leggi del Parlamento, ebbene quel magistrato interpreti e incarni direttamente non il mero esercizio dell'azione penale, ma addirittura una sorta di sentenza anticipata rispetto poi a quelli che sono i 3 gradi di giudizio. E allora a coloro che ancora in queste ore continuano a ribadire, a portare avanti quella sorta di refrain, possiamo dire, ottuso, perché di questo poi stiamo parlando, sia che il vero scopo di questa riforma e soprattutto la seconda pagina di questa riforma è la sottoposizione del potere giudiziario e quindi dei giudici al potere esecutivo, bene, ci spieghino dove sta scritta questa stupidaggine all'interno del referendum, all'interno del quesito, dei quesiti referendari. Dappertutto si continua a ribadire all'interno dei quesiti referendari invece che permane, viene rafforzata la distinzione tra i 3 poteri indipendenti e sovrani dello Stato, quindi potere esecutivo, potere legislativo e soprattutto potere giudiziario, ma se c'è la possibilità di portare avanti e rafforzare quello che è il concetto di terzietà tra accusa e giurisdizione, e vedendo dall'altra parte del banco la difesa, questo significa completare un percorso di civiltà giuridica e soprattutto completare un percorso importante all'interno delle riforme. Abbiamo apprezzato anche in queste ultime ore una presa di posizione importante da parte dell'ex governatore Zaia, del presidente Zaia, che è stato intervistato da parte di Repubblica e ha ribadito come probabilmente i toni siano un po' sfuggiti di mano, ma non certo da parte del centrodestra. In tanti, se non tutti, hanno sbagliato, riferisce Zaia nella intervista rilasciata a Repubblica, ma le riforme vanno fatte. Questa è la sintesi dell'articolo, questa è la sintesi della dichiarazione che ha rilasciato il presidente Zaia, ove conclude sottolineando che ora basta con gli insulti, ma è inammissibile, inconcepibile che nel nostro paese ogni qualvolta si tenti di fare una riforma sembra che si passi ad una sorta di golpe, ad una sorta di colpo di Stato. La nostra Costituzione, come ci insegnano i costituzionalisti di un tempo, ma anche quelli dell'oggi, ha una particolarità, perché gli articoli 138, 139, gli articoli che fanno da chiosa rispetto al testo fondamentale, viene introdotta la possibilità di modificarla adattandola a quelli che sono i tempi che cambiano, ma lasciando immutato quello che è il fulcro essenziale che esalta sempre le libertà individuali, e non può esservi una libertà individuale più preziosa dell'esercizio dei diritti e dall'altra parte anche dell'adempimento dei doveri, rispetto però a quelle che sono le milestone e potremmo definirle quindi le pietre miliari che debbono essere segnate nel percorso della giustizia. Ecco, di che cosa abbiamo bisogno? Lo diciamo sempre come Lega, lo diciamo nel Parlamento, lo diciamo all'interno anche di quelli che sono i contesti elettivi negli enti locali. Noi abbiamo bisogno semplicemente di un paese normale, dove chi si alza la mattina, chi si rimbocca le maniche e porta avanti il merito, debba poterlo fare con la massima tranquillità, sapendo che ci sono le leggi da rispettare, ma sapendo che lo Stato deve avere una dimensione di Stato amico, uno Stato socio e non uno Stato che, come spesso è accaduto in passato per una biega impostazione della sinistra, diventi invece il primo sostenitore del failure, del fallimento dell'altro socio fondamentale che è il cittadino. Quindi noi crediamo fino in fondo nello spirito di democrazia e soprattutto nello spirito di libertà che sono insiti all'interno di questo progetto di riforma costituzionale, far sì che ci sia una separazione delle carriere
all'interno della magistratura significa esaltare soprattutto i magistrati per bene, quelli qualificati, quelli che come noi hanno il vero senso e la dimensione dello Stato. Avete ascoltato La belva civile. Ehi tu, non trovi più il segnale di Radio Libertà?